Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef e benvenuti a questa nuova puntata di sabato. Sono molto felice di questo nuovo appuntamento insieme a voi, ci state seguendo numerosi, quindi un grazie di cuore per essere sempre dalla mia parte. Oggi è una puntata speciale perché avrò degli ospiti, vi farò anche una bella sorpresa. Però come al mio solito vi proporrò una ricetta abbastanza semplice alla portata di tutti e soprattutto proprio tradizionale siciliana. Quando si parla di ricette tradizionali siciliane ovviamente non può mancare il pomodoro, ma oggi lo useremo secco e quindi faremo un pesto al pomodoro secco. Infatti diciamo che il nome più famoso di questa ricetta è il capuliato siciliano, però io oggi aggiungerò degli ingredienti, quindi cambierò un po' la ricetta del classico capuliato siciliano di pomodoro secco e ho voluto chiamarlo pesto. Oggi la mia ricetta è dedicata ad una mia carissima amica, una grandissima sportiva, una campionessa che adesso per elencare tutti i suoi premi avrò bisogno di un pizzino perché non riesco altrimenti a ricordarli tutti. E siccome lei è una persona veramente umile, io la ammiro moltissimo perché nonostante tutti i risultati pazzeschi che ha avuto durante la sua giovane età e quindi, ma già ha una carriera alle spalle veramente infinita, è rimasta una donna, una ragazza umile e dolcissima che allena anche i ragazzi della sua squadra e li accompagna in questo percorso sportivo che spesso non è facile. Quindi io vi presento, prendo il pizzino un attimino perché qui veramente la storia è lunga. Quindi io vi presento una donna pazzesca che ha 48 titoli italiani, un oro, 2 argenti, 2 bronzi ai campionati europei, un argento e 2 bronzi in Coppa del Mondo. Ma ci rendiamo conto? E questa ragazza è siciliana e io ne sono orgogliosissima. Quindi vi presento Irene Burgo. Spero che Paolo. Buongiorno, ciao Ale, buongiorno Ciao a Irene, tutti. grazie per essere qui con me. So che ti sei Grazie a te per allenata la e presentazione. che sei ancora in tenuta sportiva come piace a Sì, noi. sì, sono appena tornata dall'allenamento, quindi sono un po' anche Sarai affamata, per cui la affamatissima. ricetta ci sta a pennello. Sarai Grazie per affamatissima. la presentazione, comunque, sei troppo buona, Ma grazie. stai scherzando? Vedi, questo è proprio veramente una testimonianza del fatto che tu e la tua famiglia, perché poi non voglio dimenticare di salutare anche tuo fratello Samuele, pluricampione anche lui, tuo papà Maurizio e tua mamma Silvana, siete delle persone veramente splendide, super Grazie generose. Ale. Ma anche umili ed è quello che veramente salta all'occhio perché quando a me hanno detto ok, dove andranno ad allenarsi i tuoi figli a Canoa ci saranno i campioni, i pluricampioni, e ho detto ma adesso questi se la tireranno, chissà come saranno tutti io qua, io là. Invece poi sono arrivata veramente in questo ambiente meraviglioso della canoa. A proposito, Irene è campionessa di canoa, di K1, K2, misto, c'è di tutto, veramente nella tua vita hai vinto di Esatto, e non tutto. canottaggio, perché molti confondono la Non canoa con il canottaggio. canottaggio, che sono due Senti, cose mentre ne stiamo diverse. parlando, perché non spieghi un po' la differenza tra canoa e canottaggio? Sì, diciamo la differenza è grossissima. Innanzitutto cambia l'imbarcazione, perché la nostra è molto più piccola, la loro è lunghissima. E poi facciamo due sport completamente differenti. Noi pagaiamo in avanti e loro remano con 2 remi all'indietro e quindi Sì. tagliano il traguardo alle spalle. Noi lo tagliamo frontalmente, poi ovviamente la distanza gara cambia, loro fanno i 2000 metri, noi facciamo i 1500 e i 200. E loro appunto, come ho detto prima, utilizzano i remi, invece noi la pagaia, che è un unico bastone con 2 pale finali, e anche il movimento è totalmente diverso. Loro usano le gambe come spinta, la schiena, noi invece usiamo le gambe, la torsione, le spalle,
sono proprio due sport differenti, però Due canoa e sport canottaggio si differenti. somigliano. Ma per chi ama, diciamo, lo sport, sono entrambi bellissimi e Sì, diciamo ma che io penso in generale tutto lo sport sia bello. è Poi vero. faccio ovviamente il tifo per il mio, sono di parte perché il nostro sport ti permette di essere sull'acqua, non dentro l'acqua, a contatto con la natura, 365 giorni l'anno fuori, perché comunque tu lo sai, con i tuoi figli noi usciamo con la pioggia, con il vento, e poi comunque ci alleniamo nei fiumi, l'acqua è piatta, vedi un sacco di vegetazione, È vero. uccelli, pesci, la natura, è bellissimo davvero. È vero, io vorrei Sì. aggiungere tra l'altro che diciamo lo sport, il tuo mondo con il mio mondo si somigliano moltissimo perché nello sport sì c'è competizione ma c'è anche aggregazione, c'è anche Assolutamente solidarietà sì. ed è veramente un modo di poter condividere la propria vita con gli altri meraviglioso e anche pacifico, che è quello che io amo di più. Quindi proprio la settimana scorsa ho avuto un'ambasciatrice della cucina internazionale e c'è stato diciamo un momento in cui la cucina siciliana sembrava essere messa proprio sul podio delle cucine nel mondo, però Ma secondo no, ma è me la veramente verità, è buonissima la nostra sì, cucina. Ma noi sicuramente quando andiamo all'estero per le gare, tutti... detto da te che giri il mondo, sicuramente sai di cosa parli, però ecco, la cucina è il modo per essere più vicini ai popoli che vivono il nostro mondo e quindi è un modo fantastico per condividere la nostra vita con gli altri. Io voglio approfittare di salutare anche in questo momento tutti i miei più piccoli fan, quindi tutti i bambini e le bambine che ci stanno seguendo e anche i piccoli sportivi del tuo club, tra cui anche i miei figli Manfredi e Sì, sì, Federico, sì. che ci stanno tutti Sì, che tra seguendo. l'altro i tuoi figli sono fantastici, sappiatelo tutto, sono fantastici. Cioè, davvero, Grazie. guarda, io li adoro, sono troppo bravi, Grazie, bravi, grazie. Anche questo è un simpatici. complimento di E poi parte che soprattutto, accetto volentieri da mamma. no, ma sai cosa ho notato? Loro c'è un problema, trovano subito una soluzione, subito, cioè Sì. non stanno lì a pensare no, ma forse non ce la posso fare, no, cioè, ma poi tutti e due, no, dai, avanti, andiamo, sì, ma non ti preoccupare, cioè, hai i ragazzini che magari sono più piccoli di loro, più grandi o coetanei, loro si sentono, cioè, per dire, li motivano, non che si Parte vogliono di un gruppo. sentire chissà chi, però proprio li motivano, li spronano a dare di più, Eh beh, ma in cioè, questo sono sì, veramente fantastici, sì. siete stati bravi anche voi a farli sentire veramente parte di un gruppo e questo è il bello dello sport, proprio far sentire le persone parte di qualcosa che è più grande di loro e che è bellissimo. Eh sì, Senti Irene, allora tu sei affamata, qui tutti molto. aspettano, dato il mio mestiere che faccio la chef, di avere qualcosa di pronto e di realizzato per pranzo. Io oggi mi trovo in campagna nella mia azienda agricola, quindi utilizzerò soltanto prodotti autoprodotti, quindi chilometro zero. Tutto ciò che vedete sul tavolo, diciamo, a parte la pasta e i tools di cucina, quindi gli strumenti di cucina, sono tutti stati prodotti da noi. Quindi oggi ti proporrò una ricetta che è il pesto di pomodoro secco. Prego Buono. e ringrazio anche Paolo Gatto per la sua assistenza e regia di mandare anche Sì, la grazie ricetta mille. online, così possiamo elencare insieme tutti gli ingredienti. Allora, io ho scritto la ricetta per voi in modo abbastanza semplice. Io, dato che Irene da sportiva deve seguire un'alimentazione molto controllata, perché logicamente deve stare attenta a nutrire il suo fisico in modo corretto, vi sto proponendo una ricetta che prevede l'utilizzo della pasta di farina di canapa. Ho scelto questo formato, è un Buonissima, tra formato l'altro. tipico. Oddio, mi è caduto il telefono, scusate. Un formato tipico della... Se lo devi girare? No, giusto. Allora, ci siete?
Sì, io ti vedo Un benissimo. Ok. sì, un formato tipico siciliano, quindi i cavatieddi o i cavati. Questo formato è molto utilizzato soprattutto nella nostra zona ed è la pasta della domenica, quindi di solito si usa farlo con la Col farina sugo normale. di solito. Il sugo, ecco, di carne, ma noi oggi proponiamo una ricetta adatta a tutti, quindi vegetariana e anche vegana se vogliamo. Poi utilizzerò dei pomodori secchi che ho prodotto con i pomodori del mio orto. Utilizzeremo del finocchietto selvatico, del basilico che ormai adesso comincia ad essere anche un po' spigato, se volete e vi piacciono anche dei peperoncini piccanti, dell'aglio e del buon olio di oliva siciliano. Anche questo è un olio prodotto qui nella mia azienda. E allora, la ricetta è semplicissima proprio perché Irene mi ha detto: Alessia, io ho pochissimo tempo per cucinare, pochissimo tempo per mangiare e devo dedicare moltissimo tempo ai miei allenamenti. Quindi io vado Esatto. subito a spiegarti la ricetta. Tu avrai bisogno di un mixer semplicissimo. Una volta il capuliato veniva prodotto con il tritacarne, ma non tutti a casa siamo dotati di tritacarne, ma tutti possiamo avere un frullatore di immersione o un mixer come questo. Quindi andiamo ad assemblare il nostro pomodoro secco, lo andiamo a mettere. Io già tra l'altro il pomodoro secco l'ho dissalato, quindi l'ho messo già a bagno in acqua calda per qualche minuto, l'ho asciugato e poi l'ho rilasciato asciugare un po' all'aria aperta per poterlo utilizzare e conservare senza tanto sale. Ah, ok, quindi per dissalarlo si fa così, perché io di solito lo passo sotto l'acqua e lo asciugo e non è che si Ci toglie proprio sono, tutto il sale. questo non basta, devi per dissalarlo nel migliore dei modi, quindi poterlo mangiare anche così direttamente secco, devi far bollire l'acqua per 2-3 minuti, poi devi spegnere il fuoco e immergi il pomodoro secco, lo lasci dentro l'acqua, ma proprio veramente un paio di minuti al massimo, poi lo tiri fuori, lo asciughi con un canovaccio e se rimane ancora un po' umido e che quindi potrebbe creare delle muffe all'interno del vasetto, lo lasci ad asciugare un paio d'ore se c'hai la possibilità al sole o dentro il forno tiepido. In questo modo sei sicura di poterlo conservare per lungo tempo senza andare a trovare poi la muffa dentro ai tuoi vasetti. Quindi questo diciamo è Ok. il metodo più tradizionale siciliano. Adesso molte ricette vogliono anche il lavaggio del pomodoro in aceto, ma poi diciamo che cambia un po' il sapore E infatti si sente poi e devi, l'aceto. ecco, e devi anche consumare un altro ingrediente, invece con l'acqua è a portata di tutti, quindi lo possiamo fare semplicemente. Quindi andiamo a mettere il pomodoro secco. Io per 4 persone vi ho messo appunto che sono necessari 150 grammi di pomodoro secco, 300 grammi di pasta, 6 cucchiai di olio siciliano Evo, 2-3 foglie di basilico e poi io ho aggiunto a questo pesto mezzo cucchiaino di finocchietto selvatico, poi mezzo spicchio d'aglio perché io personalmente non amo mangiare con molto aglio E anche io. e poi ecco, vedi, allora andiamo d'accordo anche in questo. E Sì, poi sì. quando andiamo a bollire la pasta, è importante che ricordiate di non aggiungere molto sale dentro l'acqua, perché dato che stiamo usando un pesto di pomodoro secco, potrebbe comunque conservare sempre un po' di essere un po' troppo saporito e quindi magari utilizziamo un po' meno sale. Per la cottura di questa pasta alla canapa, tu la usi la pasta alla canapa? Ho perso Irene, magari non ha sentito la domanda, quindi ritorniamo a fare il nostro pesto. Appena ritornerà le richiederò. Irene, ti chiedevo, tu la usi la pasta alla canapa nella tua dieta? E allora va bene, ritorniamo alla nostra ricetta. Quindi pomodoro secco, un pezzettino di aglio. Andiamo a mettere dell'olio di oliva in modo tale da poter agevolare anche il frullatore
poter frullare al meglio i nostri... Sono tornata. Sei tornata, ciao, mi sei mancata. Stavo procedendo non ti vedevo più, ti ho perso, comunque. Stavo procedendo con la ricetta, quindi ho messo nel mio mixer pomodoro, aglio, olio, qualche fogliolina di basilico, così da profumare il nostro pesto, perché logicamente il basilico in Sicilia non può mai mancare nei nostri pesti. Prendiamo anche del finocchietto selvatico, dei semini di finocchio. Quello. Buonissimo anche eventualmente per fare delle tisane, quindi per digerire o per bere qualcosa di dolce a fine pasto, e vado a frullare. Dobbiamo aggiungere un altro po' d'olio. Io prima ho aggiunto 4 cucchiai, vado ad aggiungere gli altri 2, perché dato che stiamo utilizzando il pomodoro secco, non è facile frullarlo con un frullatore semplice. Per questo anticamente veniva prodotto il capuleato proprio con il tritacarne. Andiamo a mescolare un po' meglio gli ingredienti. Ti chiedevo, Irene, prima, ma tu utilizzi la pasta di canapa nella tua alimentazione normalmente? Allora, devo dirti la verità che non l'ho mai assaggiata, però mi incuriosisce un sacco, perché so che la canapa ha un sacco di proprietà, proprio tantissime, soprattutto per le difese immunitarie, poi tante vitamine, fa benissimo. L'ho utilizzata in altri modi, per esempio nelle tisane, oppure una volta ho mangiato una piadina con la farina di canapa, ma come pasta mai. Sai perché l'ho scelta in questa ricetta? Perché proprio nella pasta il sapore che si esalta di più è quello delle noccioline. È strano che, diciamo, questa farina di canapa abbia un po' questo retrogusto nocciolato, e allora mi è piaciuta la combinazione della pasta di canapa appunto con questo retrogusto di noccioline, abbinata alla sapidità del pezzo del finocchietto al pomodorino. Ho abbinato anche il finocchietto e non solo il basilico, appunto per bilanciare un po' tutti i sapori insieme e poter fare un piatto di pasta che, anche se semplice, con veramente pochissimi ingredienti e pochissimi passi, si può fare un buon piatto di pasta, prepararlo anche prima, in modo tale che quando si ritorna dagli allenamenti si può mangiare senza problemi, anche freddo, anzi soprattutto freddo. Allora vado a completare il mio pesto. Ecco qua, credo che adesso sia pronto. Io tento sempre di non sporcarmi la divisa, anche se veramente non è molto semplice. Ecco, io non voglio tritare il mio pomodoro in modo proprio fine, come di solito troviamo il capugliato in boccia, perché appunto voglio sentire gli ingredienti e voglio tra l'altro che tutti i sapori si notino quando vengono messi insieme ai nostri cavatelli. Quindi per me è importante andare a lasciare il pomodoro anche con dei pezzettoni da poter mangiare. E poi sai, tu sei una sportiva e non lo puoi fare, perché non puoi mischiare la pasta con altri carboidrati, ma poi alla fine, quando ti rimane tutte le scarpetta, ti vuole l'immancabile scarpetta, e quindi diciamo che questa è la cosa che più mi piace nel lasciare il mio pomodoro a pezzettini visibili, come in questo momento. Come tutti i cavatelli, anche quelli di canapa hanno bisogno di una lunga cottura, quindi io ho già accorciato i tempi e ho già dato una cottura ai miei cavatelli, perché altrimenti
essere puntuali con la realizzazione della nostra ricetta sarebbe stato veramente molto difficile. Quindi adesso andrò io ho bollito questi cavatelli per circa 10 minuti abbondanti, poi per poterli fare qui in vostra compagnia li ho raffreddati in acqua fredda, ho fatto una precottura, diciamo che questo sarebbe il modo più semplice anche per poter preparare proprio un'insalata fredda di pasta realizzata con il capugliato. Nel Domanda, ma quindi quando io, come diciamo in Sicilia, scolo la pasta, poi la devo passare sotto l'acqua fredda o no? Allora, se vuoi realizzare un'insalata di pasta, diciamo che questo sarebbe il metodo più veloce per fermare e bloccare la cottura della pasta se non ti piace la pasta scotta, ma penso e presumo di no. Quindi No. potresti cucinare la pasta nel perfetto minutaggio di cottura, e quindi seguire le istruzioni del pacco oppure mangiarla come più ti piace, però se vuoi preparare proprio una vera e propria insalata devi bloccare il tempo di cottura e quindi devi immergere l'acqua in acqua fredda oppure lasciarla dentro al colapasta e far scorrere l'acqua fredda. L'importante è che proprio ogni pezzettino di pasta venga raffreddato, perché poi ne basterà semplicemente uno per mantenere comunque alta la temperatura e quindi la pasta continuerà la sua cottura e tu andrai a mangiare. Irene, tu devi sapere che sicuramente la nostra Alessia Smile Food, che è la nostra ambasciatrice siciliana nel mondo, la nostra punta di gioiello e di diamante di un compro siciliano, ma si può entrare in casa? Ma si può entrare in casa di Alessia Smile Food meravigliosa. Così, ciao Irene. Ciao. Io compro siciliano. Ciao. Benvenuta, io compro siciliano chef, finalmente sono io ad ospitare te. Ma che ci fai da queste parti? Toc. Allora, sono in viaggio, cara Alessia, cara Irene, cari amici che ci seguite, perché io compro siciliano oggi sarà presente, oggi e domani a Tortorici, siamo nel territorio di Messina. Delle campane e delle nocciole. Bravissima, e a proposito di questo c'è veramente un grande evento organizzato dalla Proloco di Tortorici, dalla presidente della Proloco, che poi è la nostra meravigliosa Lidia Calà, l'abbiamo avuto spesso nei nostri live, è una grande sostenitrice del nostro progetto. Tortorici, cibo e territorio, la tradizione e salute. Saranno 2 giornate, proprio questo pomeriggio faremo dei live da lì, quindi preparatevi anche il popolo di Io Compro Siciliano, faremo degli interventi live perché ci sarà una tavola rotonda, un tavolo tecnico e si parlerà proprio delle eccellenze dei prodotti del territorio. Domani ancora escursioni nella bellissima vallata, che poi è anche un posto unico dove poter vivere l'esperienza, perché noi parliamo sempre di tour esperienziali e sempre naturalmente con la conoscenza non solo del territorio ma anche dei prodotti stessi. Alessia, io ti ringrazio per aver Katiuska, un appuntamento immancabile. Ciao a tutti. Ciao Davide, ma che belle sorprese oggi. Siamo in movimento, forse ogni tanto si sente pure qualche mezzo che passa, perché noi siamo in movimento, d'altronde la Sicilia è in movimento. Oggi saremo a Tortorici, come ha detto Katiuska, presenti, perché Io Compro Siciliano racconta come fai tu in questo live e come fa Katiuska, come facciamo tutti, e siamo quindi in giro per la nostra bellissima Sicilia. Bellissima. Grazie. Allora divertitevi e fateci vedere un posto meraviglioso sui Nebro di Tortorici in compagnia della nostra Lidia Calà, che oltre a essere il presidente della Proloco vi ricordo che è veramente una delle migliori pasticcere che io conosco e che fa dei dolcetti alle noccioline che sono una squisitezza, quindi non mancate di assaggiare i suoi dolcetti e visitate Tortorici e tutta la Sicilia, perché è veramente un paese a sé, un mondo a sé, un mondo a parte, bellissima. Grazie Katiuska, io ti seguirò senz'altro nei tuoi live. Ciao. Grazie, ma soprattutto ciao Irene, ma soprattutto Alessia, mi raccomando, un pochettino di cavatelli anche per noi.
Ci chiedi anche per troppo, me. ci chiedi Invece- troppo. Irene, piacere, Irene Burgo, mi raccomando, noi Ciao. andiamo via, ma non ti mangiare tutto, qualcosa lascia. No, tranquilli. Mi Però li raccomando, assaggio, prima o poi li assaggerò. Noi vorremmo dirvi una cosa, io compro siciliano. siciliano. Ciao. Ciao, Grazie, ciao, grazie. ciao. Irene, hai visto qui a casa mia quante cose succedono? Una si trasferisce in campagna per non avere rotture di scatole, e poi invece la gente va, viene, entra, esce in questo Infatti, ho modo. visto anche il cagnolino prima nel video Sì, che girava dietro di te. La famiglia qui è grande, capito? Anzi, che è strano che non stiano passando asinelli e mucche, perché gli ho detto di stare alla larga almeno per mezz'ora oggi. E allora ritorniamo alla nostra ricetta, così andiamo a concluderla e non ti rubo più molto tempo, Ma no, perché ma figurati. mi rendo conto che sarai sicuramente anche affamata. E allora io vado a trasferire la mia pasta, che quindi abbiamo bollito prima per poter realizzare la nostra insalata, e allora la vado a spostare in un recipiente abbastanza capiente, perché io ho la necessità proprio di mescolare bene tutti i nostri ingredienti insieme. E allora vado a trasferire il mio capuliato, il mio anzi pesto di pomodoro secco dentro la mia pasta, e vado a mescolare. Se fosse necessario possiamo anche andare ad aggiungere un po' d'olio, o se vi piace anche dei pezzettini di ricotta. Di ricotta io vi consiglio una ricotta di pecora o di capra, per essere diciamo un po' più saporita, ma se dobbiamo stare attenti alle calorie, i medici dicono che sarebbe meglio quella di mucca, quindi diciamo, no, sai, anche capra è buona, cioè, io va penso che bene. sia un po' più buona, anche perché sai, noi a casa utilizziamo tutti i prodotti a basso contenuto di lattosio, perché mio figlio Federico non può esagerare con il lattosio perché ha un'intolleranza al lattosio, e quindi cerchiamo sempre di utilizzare, diciamo, prodotti a basso contenuto di lattosio, e il latte di capra non ne contiene. È buonissimo poi Una il latte di capra, è informazione che buonissimo. diamo ai nostri amici. Poi trasferiamo la nostra insalata di pasta realizzata con il pesto di pomodoro secco in un bel vassoio. Così già possiamo andare a completare la preparazione, per poterla anche conservare, semplicemente sigillandola con un po' di carta o con non mi viene il nome, della pellicola. Con un po' di Pellicola. Niente, non mi veniva, sai, non mi veniva. Io già sono qui in un altro pianeta, sento l'odore, mi sta venendo l'acquolina in bocca, sono golosa, che ci posso fare? Non è che è facile. Ma tu sei stare qui fortunata che a pranzo mangi quello, io non so neanche che cosa mangerò, devo cucinare. Dai, sicuramente qualcosa dentro al frigorifero troverai, e ti prometto che prima o poi ti farò assaggiare anche questa delizia, che è tra l'altro un piatto che tu puoi mangiare senza problemi. Poi noi possiamo andare a decorare, se volete, con qualche altra fogliolina di basilico, ma dato che già il basilico è dentro al nostro pesto, non c'è bisogno di andarlo proprio ad aggiungere dentro la nostra pasta, ma semplicemente possiamo andare a decorare il nostro piatto anche con qualche fiorellino bianco. Io per mio gusto di sicuro andrò ad aggiungere anche qualche pezzettino di peperoncino fresco, perché diciamo nei miei piatti non manca mai. Quindi questa è la mia insalata di pasta di farina di canapa con pesto di pomodoro secco. Irene, io ho parlato per tutto il tempo. Adesso però vorrei sapere da te quali sono i tuoi prossimi obiettivi sportivi. Bene, come obiettivi quest'anno, nel 2020 non abbiamo più nulla perché abbiamo concluso la stagione delle gare, l'unica che abbiamo fatto è stata il campionato italiano,
Però poi per il 2021 sarà una stagione importantissima perché, come ben sapete, le Olimpiadi del 2020 sono state spostate di un anno e quindi ad agosto ci saranno le Olimpiadi di Tokyo, che sarà l'evento clou della stagione. Però per avvicinarci a quello naturalmente prima dovremo qualificarci. Nel mio caso devo ancora qualificarmi, mio fratello è già qualificato e le gare di qualificazione saranno a maggio in Ungheria. Prima di quelle naturalmente avremo varie gare nazionali, poi ci saranno dopo le qualificazioni anche gli europei, varie coppe del mondo. Sarà una stagione pienissima, sperando sempre che purtroppo il Covid ci lasci allenare bene, senza lockdown e chiusure varie, e soprattutto sperando che comunque le gare si facciano nel miglior modo possibile, sempre ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza. Quindi mi auguro questo. Sarà una stagione importante e devo dire che sono molto motivata. Ho già ricominciato ad allenarmi da lunedì, dopo le 3 settimane di stop che comunque facciamo a settembre, e sono veramente contenta perché sto ritrovando un mio equilibrio che mi mancava da un po' di tempo. Mi sta seguendo qui mio padre, sempre con il supporto della mia società, che sono le Fiamme Oro, la Polizia di Stato, e quindi sono veramente contenta. E poi ci sono tutti quei piccoli ragazzini alla canoa, tra cui i tuoi figli, che comunque mi danno tanta energia perché vedo che si impegnano, si divertono, e divertirsi è la cosa principale. Un grande esempio per loro, quindi hai una grande responsabilità sulle tue spalle, perché tu sei molto impegnata anche con appunto nel crescere questa nuova generazione, ma tra l'altro con il tuo grande esempio e con quello anche di tuo fratello e della tua famiglia, siete esempi positivi e non ne bastano mai di esempi positivi nella vita. Quindi io veramente ti ringrazio per essere stata qui con me oggi. Grazie a te per avermi invitata, grazie. E sono veramente strafiera che tu sia siciliana e che sia così un esempio bellissimo di un percorso di vita che anche i più piccoli possono intraprendere e che dà anche tanti risultati, soprattutto nell'essere delle belle persone. Quindi veramente io dico sempre: crescere come atleta va di pari passo a crescere come persona, le due cose crescono insieme. Se tu sei un buon atleta, naturalmente sei anche una brava persona e viceversa, perché le qualità si equivalgono nello sport e nella vita. Bene, è vero, è verissimo. Allora io non ho altro che salutarti. Ti prometto che ti porterò in dono questo piatto ad assaggiarlo dopo magari uno degli allenamenti che fate così faticosi. Ho avuto modo di assaggiare la tua torta, quella che hai fatto per il compleanno di tuo figlio, ed era buonissima, quindi non oso immaginare la pasta. Bene, ti ringrazio. Io saluto tutti i nostri amici, ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi, Irene. Sarò sempre felice di ospitarti se avrai annunci da fare sulla tua carriera. Quindi grazie e ci vediamo lunedì. Ciao Irene, grazie. Cari amici di Io Compro Siciliano Chef, anche oggi ho concluso la puntata portando a casa una buona ricetta, quindi dalla mia azienda Smile & Food vi saluto. Oggi sono successi un po' di intoppi, telefoni che sono caduti, insomma il video che non è stato proprio perfettissimo. Comunque ringrazio mio marito per aver fatto questo video, ringrazio Paolo Gatto. Mi raccomando, seguite i live da Tortorici in compagnia della nostra Katiuska. Per quanto mi riguarda per oggi è tutto, ci rivedremo in diretta sabato a mezzogiorno, mi raccomando puntuali. Grazie e felice weekend a tutti voi. Mua!